Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, innanzitutto come sta la squadra? Quali giocatori per un motivo o per l'altro non potranno esserci in quel di Bari? Ma stiamo bene, abbiamo fatto 2 belle settimane, la sosta ti aiuta sempre a mettere un po' di benzina per la prospettiva futura. I nazionali sono rientrati bene, a parte Joel che ha accusato un problemino in nazionale. Oggi lo valuteremo e valuteremo il caso di capire qual è la strada in prospettiva futura. Con questo, ripeto, abbiamo la fortuna di avere un parco attaccanti importante con Ghicher, con Olivier che stanno facendo bene, quindi sicuramente adesso oggi nel pomeriggio valuteremo. Che squadra è il Bari e come la si affronta in uno stadio poi come quello di Bari, appunto? Ma il Bari è una grande squadra, ha cambiato allenatore penso perché sai, quando perdi la Serie A a qualche secondo dalla fine dell'ultima partita un pochettino questo è un trauma. Per magari penso che rimotivare queste situazioni giustamente la paga sempre un po' l'allenatore che ha fatto questi 2 anni grandi cose a Bari, però a parte questo hanno preso un altro grande allenatore, un maestro che sicuramente sa fare il fatto suo, soprattutto in una piazza così importante. Quindi quello che gli ho detto ai ragazzi che quello che voglio è uno step di crescita, deve essere una partita fatta di grande personalità, perché giocare in questi stadi, in questi campi, davanti a un pubblico così come Bari, devi avere grande personalità e questo è un altro step che dalla nostra crescita bisogna superare. Quali sono, per quanto riguarda la rosa del Bari, gli elementi di spicco a cui dovrete prestare maggiore attenzione? Ma è difficile fare un nome perché devo dire che è una rosa abbastanza completa, è normale che i 3 difensori centrali sono 3 difensori ormai esperti per la categoria, molto forti fisicamente, che sanno ben marcare sull'uomo, hanno degli esterni con Dorvale e Ricci che sono 2 esterni con numeri importanti, e hanno un parco di attaccanti con Dia, Nasti che fa il giro da Under 21 e Sibilli che ha fatto una partenza sprint importante, quindi dovremo stare attenti a tutto, a campo, anche in mezzo al campo, cioè, è una squadra che se vuoi prendere singolo per singolo è una squadra importante. Detto delle tue considerazioni sugli attaccanti del Venezia, hai detto che appunto vuoi vedere personalità, si potrebbe rivedere anche il tridente in attacco oppure è un po' troppo spregiudicato come modulo per affrontare il Bari? Io penso che questa squadra qua, se cresce in mentalità, può fare tutto, sicuramente perché ho la fortuna di avere degli attaccanti disponibili anche al sacrificio. Poi la fase difensiva a volte la devi sapere fare bene anche con la palla, quindi se hai la palla fai anche la fase difensiva. È normale che, come ho detto prima ai tuoi colleghi, il calcio non ti permette di essere un giocatore solo monofase e quindi questo è uno step di crescita singolarmente per ogni giocatore, quindi non ho nessun problema se dovessi optare per questa soluzione. Ultima cosa, ma non meno importante, giocatori come Joronen e Jaja lo si possono dire recuperati? Assolutamente sì, dal momento che porto qualcuno in panchina per me è recuperato, assolutamente se non me lo porterei.